più perderlo in campo. Poi la squadra ha fatto un campionato straordinario, anche stasera ha fatto una partita straordinaria in un momento in cui magari ci potevano venire meno anche in maniera forte le motivazioni, quindi è un gruppo del quale un allenatore può solo andare orgoglioso. Io penso che Marco sia pronto per qualsiasi piazza. È un allenatore bravo, intelligente, persone con dei grandi valori morali e quando le persone racchiudono tutto questo dentro di loro sono pronti per qualsiasi piazza, per qualsiasi traguardo. Ma sai, io penso che questi cori purtroppo sono un'abitudine quando siamo noi in campo più che altro. E come stavo dicendo prima, io fossi il sindaco di Napoli inviterei tutti i tifosi che fanno questi cori per un giorno gratis a Napoli per fargli vedere quelli che si sono persi, perché un'immagine così di Napoli è talmente lontana dalla realtà che si può manifestare queste cose solo per ignoranza intesa come mancanza di conoscenza di una città. Napoli è una città stupenda, che è abitata da un popolo stupendo e chiunque la possa vivere per qualche giorno se ne rende immediatamente conto. Penso sia giusto aver fermato la partita per qualche minuto e penso in futuro bisognerà prima o poi andare a fermarne qualcuna definitivamente per far capire a tutti che non è assolutamente il caso.